Buonasera da Codroipo, siamo all'esterno del Teatro Comunale De Cecco, dentro è in corso uno degli appuntamenti di prima cassa, giovedì prima di tutto, questa sera al centro degli appuntamenti c'è la sostenibilità economica nella transizione ecologica. Sul palco l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, il presidente della ICOP Vittorio Petrucco e Chico Testa, giornalista e presidente di Assoambiente. Allora partiamo proprio da qui, dall'intervista a Chico Testa che abbiamo sentito e poi la linea può tornare allo studio. Bisogna che queste cose, si ripaghino in un tempo relativamente breve, ci vorranno degli incentivi e soprattutto ci vuole molta innovazione, no? Tecnologie che si affermano perché sono effettivamente capaci di migliorare la nostra vita. Ecco, su questo le nostre aziende, le nostre imprese sono abbastanza pronte? Sì, direi che in Italia abbiamo sia piccole che medie imprese molto innovative. Certo, oggi ci si confronta con, adesso pigliamo un caso, l'auto elettrica, no? La Cina da sola fa l'80% delle batterie nel mondo, capisci? Quindi abbiamo del terreno da recuperare, bisogna che ci diamo da fare. E sulla sostenibilità economica e ambientale diciamo che però da questo non possiamo transigere, il futuro ci porta lì. Sì, non possiamo transigere, però dobbiamo anche essere consapevoli che la partita non si gioca in Europa, l'Europa pesa per l'8-9% delle emissioni globali, la partita si gioca in Africa, in Asia, in America Latina, no? Qui dobbiamo fare attenzione perché essere troppo virtuosi corriamo il rischio che poi gli altri lo sono un po' di meno e gli lasciamo degli spazi enormi che paghiamo poi in termini economici e occupazionali.